Buongiorno belli, sono le 8:30 già ed è il giorno 46. Dicevamo giorno 46 e oggi arriviamo in Francia. Dobbiamo andare là sopra, o là sopra, forse là sopra, e scavallando saremo in un'altra nazione. Pazzesco. Manca poco, pochissimo. E ci siamo. Di là c'è l'Italia. E di qua c'è la Francia. Sento odore di formaggio. Devo dire che la discesa è più faticosa per me della salita, sebbene il panorama sia spettacolare. Soprattutto perché da 2 giorni ho un dito che mi fa un po' male, il medio o l'indice del piede sinistro, perché ha preso una botta, l'unghia è tutta rossa e quindi ogni volta che premo sulla punta la sento un po' pulsare. Infatti ieri sera avevo tutto il polpastrello rosso e un po' gonfio, quindi devo andare con molta calma e ovviamente la discesa non aiuta perché spinge il piede più avanti. Ho appena ricevuto il mio primo bonjour. Scared to let my heart go free and I've been blind, 'cause love and heartbreak they walk in line. Mi sono appena reso conto che sono già le 11:40 e non ho nulla dietro da mangiare. E mi sa che è più lunga del previsto fino al primo paese. E quindi mangeremo tardi. Se mangiamo, tra l'altro oggi è festa nazionale, quindi magari è tutto chiuso. Chissà. Oh, ho trovato qualcosa da sgranocchiare. Un po' di baguette e champagne francese. C'è un brutto nuvolone all'orizzonte. Vediamo se ci becca un po' di pioggia. Ok, vedo la civiltà. Ha iniziato a gocciolare, ma secondo me è una cosa temporanea. E comunque se troviamo un posto dove mangiare ci ripariamo lì. Ok, non ho internet per capire bene di cosa si tratta, ma mi pare di capire che sia tipo un camping, un borghetto. Non credo che troveremo del cibo qua. Però non credo che manchi tanto alla Roux, che dovrebbe essere il primo paesino. La Roux. Dal numero di tende direi che sia una zona di camping. Ecco, senza la bandiera non potevamo dire di essere ufficialmente in Francia. Guardate un po', la valle che abbiamo appena superato, quella che abbiamo attraversato, si chiama Val Prévert. Non so se si pronuncia esattamente così, ma eccolo là. Il nostro paesino La Roux. Così a occhio mi sembrano solo case. Ok, c'è un locale. Poi che sia chiuso però. Non è un locale, è tipo un hotel ed è chiuso. Quindi niente cibo. Andiamo nel prossimo paese. La Roux. La Nu. Cambiamo scarpe. Inizia a farmi male qua davanti. Forse in discesa non ho problemi e neanche in salita, ma sul piano sì, chissà perché. Queste intanto continuano a sfracellarsi. Stavo giusto dicendo che mi sarei messo preventivamente l'impermeabile e le ghette e mentre lo stavo facendo è iniziato a piovere. Che precisione, ragazzi! Ho anche cambiato scarpe e devo dire che queste le trovo molto più comode adesso. Ci siamo! Abrie e pare che abbia anche smesso. Ok, sono le 2:20 e ho trovato un posticino per mangiare. Non credo che ci siano alimentari aperti per la cena, quindi magari mangio abbondante. Stasera prenderò qualcosina, non so, magari un toast. Alla fine ho mangiato una pinza, che non è una pizza ma le somiglia abbastanza. Era bella abbondante, però anche costosa. Un cappuccino a 4 euro. Eccoci, sono le 4:40 e sono appena ripartito dal paesino. Ho comprato anche un po' di pane e un po' di prosciutto ed è stato strano il fatto che loro non fanno, almeno qui, quando gli ho chiesto 200 grammi di prosciutto, anche se capiva abbastanza bene l'inglese, non capiva cosa volevo
perché si aspettava che le chiedessi un certo numero di fette e non un certo numero di grammi. E poi parlando con l'altra persona che era dietro al bancone hanno capito e mi ha fatto 4 fette erano grossissime, ma a me piacciono anche così, quindi va benissimo. Però questo è già interessante, cioè a quanto pare qua il prosciutto si prende a numero di fette, non a grammi. E adesso proseguiamo finché non siamo stufi o finché non troviamo un bel posticino dove accamparci, e penso che sarà così per tutta la Francia. Sappiamo solo che per adesso il 26 e il 27 restiamo ad Avignon e mancano circa 240 km e 12 giorni. Vuol dire che dobbiamo fare più o meno 20 km al giorno fino a là, il che ci sta. Rallentiamo un po', ma va bene. Ah, che carino, quello dovrebbe essere Aghil. In realtà sono felice che stia piovigginando, perché alcune persone erano preoccupate per gli incendi boschivi del sud della Francia. Mi hanno detto che sono molto molto frequenti e pericolosi, e quindi se si bagna un po' magari è più difficile che accada. Aghil, penso che si pronunci così, e noi proseguiremo in quella vallata laggiù in direzione del lago d'Embrun. Là c'è uno sprazzo di cielo, magari tra un po' si apre, dai! Mi riparo un attimino sotto questo albero perché adesso è iniziato a venire giù a goccioloni. Guardate che ficco, è enorme questo vecchio hotel abbandonato, e là vedo una tettoia. È un po' creepy, ma che ficco! Ovviamente l'ingresso è vietato, ma se mi piazzo qua sotto nessuno mi dice niente, secondo me. C'è anche una porta aperta che porta a una stanza un po' inquietante, che là è tutto buio. Mi sa che la chiudo. Allora, pro e contro di questa soluzione. Iniziamo coi contro, e cioè che è una proprietà privata, anche siamo all'esterno, ed è abbandonata e abbastanza vicino alla strada, quindi potrei sentire il rumore di macchine. I pro sono che può venire giù il diluvio universale stanotte, che io sono al riparo, sono salvo, è comunque imbucato, quindi anche se dovesse non essere legalissimo dormire qui, comunque nessuno mi noterà fino a domani mattina, quando sbaraccherò tutto. E abbiamo fatto più di 20 km. Altro vantaggio fondamentale di questa location è che c'è un chiodo su cui posso appendere il mio impermeabile. Tac. Nella stanza degli zombie ho anche trovato una sedia, così adesso posso sedermi un attimo a fare un po' di video, ed è l'unica cosa che userò di questa stanza maledetta. E poi ovviamente la metterò via esattamente dove l'ho trovata. Tac, tenda piazzata, sono le 8, tra poco mi metto dentro e provo già a dormire. Anche se in teoria stasera ci sono fuochi d'artificio un po' in tutta la Francia, perché appunto è la festa nazionale, quindi solo che non mi vai a stare sveglio fino a mezzanotte per vedere se ci sono. Magari vado a riposare e poi dopo mi risveglio. Anche perché da qui non so quanti fuochi d'artificio posso vedere. Magari qualcosa da quelle parti di là, oppure se mi sposto lì potrei vedere qualcosa nel paesino che abbiamo superato, ma... Ebbene, ho fatto un po' di video, ho scolpito un po' il bastone. Adesso sono le 10 e penso che mi metterò a dormire, se non mi svegliano i fuochi d'artificio. E noi ci vediamo domani per continuare questa esplorazione della Francia. Continuiamo in direzione del lago d'Embrun, con direzione Avignon. Veno Fenede fa casen. Sono le 11:30, hanno iniziato i fuochi d'artificio. Solo che ogni volta che accendo il telefono smettono. Buongiorno bellissimi, è il giorno 47, sì, ed è il secondo giorno in Francia. Sembra una bellissima giornata. Ore 8:30 si parte. Ho attaccato il pannello solare
e il caricabatterie che era carico al 39%. Sono già riuscito a ricaricare il telefono 3 volte e quindi voglio vedere in quanto tempo il caricabatterie ritorna a 100, perché se in una giornata riesco a ricaricarlo al massimo e con una carica massima riesco a ricaricare il telefono 3 volte, 3, 4, 5 volte, quindi per 2-3 giorni sono a posto, è perfetto. Quindi vi tengo aggiornati. Adesso andiamo a cercare un posto dove comprare del cibo. Non penso a un bar perché il cappuccino costa tantissimo. Magari prendiamo giusto un caffè e compriamo del latte al supermercato. Siamo a Ville, Chateauville. Ulala. Ho visto che sulla strada dovrebbe esserci un panificio. Proviamo a prendere del pain chocolat di cui ho tanto sentito parlare. E le case francesi sono case. Le Pan, boulangerie, patisserie artisanale. Sembra molto classico. Ok, oggi sono più soddisfatto. €1 brioche, €1,50 il macchiato. Però non ho capito come si dica caffè macchiato. Mi sono spiegato in inglese, però leggevo che al prezzo che ho speso, quindi a €1,50, c'era solo il noisette. Non so se è questo, devo informarmi. E in un'ora di pannello solare, anche se è mattino, però non si è caricato di 0%, quindi forse ho usato un cavetto sbagliato. Adesso provo a cambiarlo. Ho anche trovato questa presa che proverò a sfruttare un pochettino finché qualcuno non dice che non si può, ma credo che non ci siano problemi. Proviamo il primo croissant in Francia. È buono, è molto burroso, è vuoto. Preferisco quelli alla marmellata però. E il caffè è come quello italiano. Ho sentito dire che qua lo facevano peggio, ma in realtà come gusto mi sembra praticamente uguale. Ok, 11:30, riparto. La powerbank si è ricaricata fino al 53%, non tantissimo, ma almeno un po'. E ho provato a riattaccarla con un altro cavetto. E adesso c'è anche più sole, quindi vediamo se funziona. Ho incontrato una signora italiana con cui ho scambiato 2 parole e che mi ha detto che nella prossima parte di cammino, cioè che tra qui e Guillestre, che è il prossimo paese diciamo abbastanza grande, a 20 km circa, non ci sono molti posti per mettere la tenda perché ci sono le gorge, le gole. Dice che è bellissimo, selvaggio, però non sarà facile trovare un posto per la tenda, ma lo scopriremo. Noi siamo piccolini, ci basta poco. Ah sì, già si vede. E qua fanno anche vie ferrate. Ok, mi sa che seguendo questo sentiero sono andato un po' più in alto delle gole del fiume, quindi mi sa che non le vediamo così tanto. Probabilmente restando là sulla strada avrei visto un po' di più. Però in compenso qua non c'è traffico e come sapete mi piace salire. Però guardate che roba, mamma mia. Mi sa che tra un po' scendiamo, però se il paesaggio rimane questo, altro che non ci sono posti per la tenda, è pieno qua. Di che abbiamo fatto neanche 12 km, se no mi fermerei già qua. Alla faccia del non ci sono posti per mettere la tenda. Tac, spettacolo. Adesso che se siamo al sole ci fermiamo qua, laviamo la camicia, laviamo i calzetti. Proviamo a mettere il pannello fermo qui da qualche parte al sole e vediamo di trovare il cavo giusto. Guardate che spettacolo. Tra l'altro c'è un venticello che non mi fa patire troppo il caldo e poi c'è l'acqua, quindi al massimo mi lavo un po' la testa. Eccoli qua, queste sono le fettone di prosciutto di cui vi avevo accennato, che mangiamo con questo flute. E ho ancora le spezie che ho ricevuto da Eugenio e Mairei. Intanto il pannello sta ricaricando, però non è velocissimo, vedo che va a 0,8 ampere, quando se non sbaglio poteva arrivare fino a 2, vedi, 0,8.
ore 4-20, fa caldissimo, ma ho deciso di ripartire, mi stavo un po' sciogliendo sotto il sole. La power bank si è ricaricata fino al 68%, che non è tantissimo, ma meglio di niente, e magari adesso camminando si ricaricherà ancora un po'. E ho notato che posso attaccare anche 2 dispositivi, quindi ho provato ad attaccare anche lo smartphone, che nel frattempo si è ricaricato del 20%, senza diminuire la velocità di ricarica del power bank, quindi not bad. Adesso salutiamo Montbardon e andiamo a Guillestre. Yes, penso siano un 12-13 km, ma lungo la strada, se troviamo un posticino carino ci accampiamo subito. Aggiornamenti sui dolori: ho i polpacci belli contratti, ma non troppo, cioè non ancora al punto di diventare effettivamente dei crampi nelle contratture, ma sono abbastanza lì, quindi devo stare attento a fare stretching, a non sforzarli troppo. Aia! La cosa peggiore invece è la schiena effettivamente non riesco a riportarla in qua, tutte le volte che cammino sento male alla schiena, però è un dolore muscolare, quindi boh. Ore 5:40, ho fatto una pausa bagnetto nel fiume, mi sono rinfrescato un attimo, ho sciacquato un po' di cose, i fazzoletti, i calzetti, le mutande, e adesso continuiamo ancora un po'. Ho visto che c'è un lungo tratto di strada asfaltata che era segnato ci fosse una ciclabile, ma in realtà non c'è nessuna ciclabile, quindi mi tocca camminare sul bordo strada. Però tra un po' ho visto che c'è un sentiero che parte sulla sinistra e credo che in quel sentiero troveremo un posticino per la tenda. Le tunnel. Oh, questa è una bella cosa, il tunnel con la stradina attorno annessa per i pedoni. Questa è una cosa da segnare. Italia, impariamo. Unico problema, come ci arrivo là sotto? Scalerò qui, speriamo di non scivolare. And nobody loves to make it feel alright. I'm just so tired to share my nights. Oh! Ecco cosa serve il bastone. Tutti mi dicono ma il bastone non ti dà fastidio, non ti dà fastidio. Ah, che utile, non scivoliamo mai più e mai altro, ed è meglio così. Poi chissà se riusciamo ad arrivare effettivamente là, perché lì non vedo se c'è. Vabbè, proviamo. Ok, l'ho fatto, ho messo via il telefono per non ribaltarmi. Che fico! Adesso scaliamo queste rocce e ci siamo. Ok, fa più paura a vedersi che a farsi, però forse a sto punto era meno pericolosa la galleria. Però cioè, c'è un percorso pedonabile. Ok, Italia, impara un po', magari impara e migliora, ecco, mettiamola così, prendi spunto. Ci siamo, vivi e vegeti, che bello. Na 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 na. Da questo lato invece niente scalata, peccato, mi ero preso bene ormai. Allora, per Guillestre bisogna ancora andare avanti di là e mancano un 4 km, ma qua c'è un sentierino che scende giù e va nel bosco vicino al fiume. Mi sa che proviamo a fare una puntata. Carino, molto carino, e mi sembra ci siano anche dei punti pianeggianti. Lì non sarebbe male se non ci fosse quell'albero secco caduto che potrebbe staccarsi, cadere a un ramo. Ok, ho deciso che mi metterò qua, vicino al fiume, un po' più in alto però, perché così se dovesse alzarsi, ma non penso, perché mettono siccità per tutta la settimana. E così dormiamo al suono delle onde.
Tenda piazzata, mi sa che metto anche il telo sopra però perché sento un venticello poco promettente. E poi mi sa che corro dritto a Nanna anche se sono le 8:30 perché sono stanchissimo oggi. Detto fatto, ho messo il telo, sono le 9 e adesso mi metto a Nanna. E fa un po' caldino. E infatti mi sa che dormirò così sopra il sacco a pelo e mi sveglierò durante la notte per il freddo. Però, bene. Domani continuiamo, domani Giestra e poi chissà. Buonanotte.